E finalmente a Casa Veneto le nostre strade ancora una volta si incrociano. È con noi Roberto Padrin, eccolo qua. Buonasera. Sei ancora sindaco? Sì. Ah, molto bene. Ancora presidente? Sì. Perfetto, quindi doppia carica, doppia esperienza, Doppie rogne. doppia passione. Doppia passione. Allora, si stanno per chiudere questi mondiali. La provincia di Belluno si è ovviamente adoperata in questi mesi per permettere questo evento, che peraltro è stato fatto in un momento ovviamente molto complesso, gettando il cuore oltre l'ostacolo, mi verrebbe da dire. Come è andata, se dovessimo in questo momento trarre qualche conclusione di questo grande evento? Per come era cominciata è andata alla grande, perché sono state le prime 3 giornate veramente brutte come il tempo, e devo dire che io, che l'ho vissuta proprio dal primo giorno in cui ho contribuito a firmare per la nascita della Fondazione Cortina 2021, devo dire che l'amarezza di non vedere il pubblico, di non poter vivere una festa, penso di tutta la comunità di Cortina, ma di tutta la provincia, sicuramente mi lascia un po' di amaro in bocca. Però poi devo dire che dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista agonistico, poi da mercoledì, anzi da giovedì, è diventato un mondiale bellissimo, e oggi c'è stato, penso, uno dei momenti più belli, con la vittoria della medaglia d'argento di Luca Deliprandini, che è un po' inaspettata e che forse ha reso questo mondiale anche per l'Italia un bellissimo evento. Tu eri presente in pista oggi, ma come sì, nei giorni scorsi del resto? Sì, ho visto 2 o 3 gare, ma devo dire che la cosa super positiva è che abbiamo dato una cartolina delle nostre Dolomiti, delle nostre montagne al mondo, che è stata fantastica, e questo mi auguro avrà delle positivissime ripercussioni, soprattutto nel turismo, quando tutto si riaprirà, quando spero che tutto si riapra nel più breve tempo possibile. Peraltro, guarda, ho avuto questa piccola esperienza assolutamente inutile, però significativa. Questa mattina ho incontrato un atleta del Libano. Insomma, campionato mondiale, giusto, arrivano da ogni dove, senza ovviamente magari speranza di medaglia, quant'altro, però chiedevo, siamo un po' parlati in inglese, cos'è per lui essere a Cortina d'Ampezzo in questo momento, e devo dire che non c'era più linguaggio, non c'era più distinzione territoriale, le emozioni uscivano da quegli occhioni rapiti dalla bellezza di questo luogo, poi quest'anno imbiancato in maniera straordinaria, e credo che chi abiti in luoghi diversi, lontani dal Veneto, da Cortina, dalla provincia di Belluno, arriva qua e si spalanca un cancello verso le emozioni. Quindi molte volte noi abbiamo poco vivo il sentore della bellezza che viviamo, Roberto, e tu la vivi tutto l'anno, sempre. Condivido. Troppo spesso ci lamentiamo e non ci rendiamo conto in che paesaggio straordinario viviamo, e noi purtroppo ogni tanto ci perdiamo, secondo me, in qualcosa che dovremmo evitare. Però insomma, ognuno è fatto al suo modo, però io sono convinto che viviamo in un posto magnifico, e tutti coloro i quali lo visitano se ne rendano perfettamente conto. Quindi ogni tanto dobbiamo dirci bravi quando lo siamo, ma soprattutto valorizzare quelle che sono le nostre bellezze. Poi, mentre parlavi, mi veniva in mente un episodio di un'altra cosa che è mancata. Io sono stato ad esempio a vedere una partita dei mondiali in Germania nel 2006, i famosi mondiali che l'Italia vinse, contro l'Australia, e la festa che abbiamo fatto con gli australiani è una cosa che non dimenticherò mai. Ecco, lo sport è anche una festa di popoli, e qui è mancata, purtroppo. Certo. E questa è un'altra, secondo me, che rende ancora più forte l'amarezza, perché qua con 63 nazioni presenti ci sarebbe stato veramente il mondo qui a Cortina, e quindi mi auguro che con le Olimpiadi possiamo recuperare il tempo che abbiamo perduto da questo punto di vista per questo evento. Poi devo dire che provincia di Belluno non significa solo Cortina e mondiali. Tu poi provieni da una zona molto particolare di questa provincia, perché sei, ovviamente, abbiamo già detto, sindaco di Longarone. Diciamo che la Piave fa parte del tuo DNA come crescita, formazione, come i paesaggi che hai visto da bambino, tutta quell'area che alla fine forse per certi versi un po' meno considerata rispetto alle bellezze legate ovviamente al Comelico, a Cortina, tutta la Concampezzana. In realtà la provincia di Belluno è anche tanto altro. Ci sono molti luoghi meno conosciuti, ma che fanno splendere questa realtà enorme, fatta di grande gente che nel passato ha sofferto molto, ma che è pronta a regalare tutto quanto a noi che la visitiamo. Quindi la provincia è grande, è bella. E un grazie speciale lo faccio, no perché è qui, ma a Lele Marcassa, che l'ha raccontata in lungo e in largo, prima con la sua esperienza personale proprio lungo il Piave,
e poi con tutte le sue trasmissioni, la Zanzega in particolare, dove moltissimi dei luoghi, degli scorci anche meno conosciuti della nostra provincia di Belluno, lui è andato a trovarli e ci ha aiutato, diciamo così, a valorizzarli al meglio. Penso che questo sia un qualcosa che ci rende orgogliosi di far parte di questa provincia. La provincia di Belluno è Cortina, è Lagordino, ha zone splendide, ha anche tanta cultura, è la patria del Tiziano. Il prossimo anno anche festeggeremo i 50 anni della morte di Dino Buzzati, che è un altro personaggio che ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana. Devo dire che noi insomma abbiamo tantissime peculiarità e basta venirci a trovare e farle conoscere. Penso che questo sia un po' uno dei fiori all'occhiello di questa splendida regione Veneto di cui tutti facciamo parte. Guarda, prima di chiudere questo breve incontro, mi vengono in mente le parole che echeggiano e si sentono in questi giorni con il cambiamento anche dal punto di vista del governo del nostro paese. E proprio il nuovo primo ministro, che dovrebbe essere il ministro di tutti gli italiani, ha un po' puntato l'occhio su alcune cose importanti dal punto di vista sia turistico, che deve ripartire perché non possiamo vivere senza come paese italico, dalla sostenibilità e da questo traguardo ambientale e ecologico che diventerà il futuro delle nuove attività, della nuova imprenditoria italiana, non solo veneta. Un messaggio che ti senti di lanciare ai giovanotti che vivono questa provincia. Molti scappano, è vero, nel tempo sono scappati. Cosa diciamo a questi ragazzi? Devo dire che questo è un grandissimo dispiacere, perché diciamo che la nostra provincia intanto garantisce un posto di lavoro, non dico sicuro, ma il mondo del manifatturiero, in particolare dell'occhialeria, dà lavoro veramente a migliaia di persone, quindi le opportunità secondo me ci sono. È chiaro che viviamo in un luogo che in alcuni casi manca di alcuni servizi e quindi forse è più comodo vivere la città, vivere la pianura, dove anche ci sono anche maggior possibilità di svago. Ma penso che la pandemia ci abbia comunque insegnato qualcosa e mi auguro che se riusciamo anche a completare tutto il sistema di fibra e portarlo in ogni luogo della nostra provincia di Belluno, potrebbe tornare a diventare appetibile, perché ormai si lavora molto in smart working, quindi c'è la possibilità di vivere in mezzo a una natura incontaminata e a posti favolosi e contemporaneamente svolgere il proprio lavoro. Quindi io diciamo che di tutta la negatività che la pandemia ha portato, il dolore che ha provocato, questo, diciamo così, spazio positivo io lo darei, e direi che è anche un po' un impegno da parte delle istituzioni cercare di velocizzare il più possibile anche lo sviluppo di tutto questo e soprattutto anche di quello infrastrutturale, che attraverso anche questo obiettivo delle Olimpiadi ci permetterà di crescere e quindi di raggiungere più facilmente il nostro territorio. Quindi uno dei prossimi grandi eventi che la provincia attende di ospitare sono proprio queste famose Olimpiadi, condivise con la Lombardia e quindi con Milano. A voi avrete una parte in questo gioco, avrete la possibilità nuovamente di mostrare questa perla incastonata tra il Cristallo, le Tofane, la Croda dal Lago e il Pelmo, queste montagne che credo che anche per me, che molte volte ho frequentato, devo dirti la verità, Roberto, questa mattina ho avuto la fortuna di risvegliarmi, di cominciare questa giornata a pochi passi da qua, nel comune di Borca di Cadore, altra zona, insomma, paesaggisticamente fenomenale. Devo dire che alzarsi la mattina e avere davanti a te il colore rosa del Pelmo, io non so cosa possa esserci di meglio rispetto ai parcheggi che ho davanti a casa quando mi sveglio tutti i giorni della settimana. Per cui dico, questa grande bellezza forse va in qualche maniera, non dico valorizzata perché il valore lo conosciamo molto bene, forse va raccontata con umiltà, forse va distribuita con serenità, legandola forse alle persone. Parlavo con Francesco Vidotto, che tu conosci molto bene, che un po' nella sua vita racconta ciò che è stato di questo mondo, credo gettando dei ponti tra le valli verso il futuro. E quindi io ripartirei guardando ai giovani anche con cuore verso gli anziani. Anche tu come me hai vissuto, insomma, l'esperienza di avere i genitori di una certa età, no? Il tempo passa, però ogni tanto questi uomini e queste donne ci ricordano che siamo veneti, ci ricordano la fatica che hanno fatto per creare questi momenti di modernità che noi non possiamo sprecare, Roberto. Bravo.
Devo dire che hai riassunto in poco tempo l'essenza di tantissime cose. Io dico sempre, cioè, la differenza poi la fanno le persone in tutto ciò che si fa e in tutto quello che si riesce a costruire. Quindi è chiaro che se troviamo persone che mettono il sacrificio, la passione nel fare le cose, penso che tutto poi diventa migliore. Quindi abbiamo ovviamente anche noi di cercare di dare degli esempi positivi ai nostri giovani affinché possano amare ancora di più il loro territorio che vivono, nella loro quotidianità, in quello che fanno. Deve essere anche il luogo dove si vive, diciamo così, uno stimolo per cercare di migliorare. E penso che se con grande senso di responsabilità tutti mettiamo una goccia in questo mare, sicuramente potremo vivere in maniera migliore, ma soprattutto vivere in un territorio che può lasciarci dei segnali ancora più positivi. Guarda, prima di distruggere tutte queste cose importanti e serie, perché vorrei chiudere con il sorriso ovviamente, non che non stessimo sorridendo, ma mi piace riportare questa piccola frase che trago dal libro di Massimiliano Ossini che tu conosci, Certo. che un po' ha vissuto queste montagne indirettamente, pur essendo nato a Napoli, vissuto tra Roma e Milano, paesi nordici, però in qualche maniera sono questi emissari, queste persone che arrivano a un certo punto, si innamorano di questi luoghi e li vogliono in qualche maniera raccontare. E dice che la montagna impone di alleggerirsi da ogni zavorra fisica e mentale. Serve un'attenzione lucida e sgombra, orientata solo al presente, per prendere decisioni rapide che possano decretare in un solo istante la vita o la morte. Io con queste parole chiuderei, Roberto, però vorrei chiudere con una domanda complessa, difficile, che credo ti metterà in grossa difficoltà in questo momento. Come andrà il Festival di Sanremo e qual è la tua fottuta previsione? Prego. Lele, sempre in questo tasto dolente. Io sono tra Sì. i pochi italiani, o non so tanti, che non si vergognano di dire che ama il Festival di Sanremo. Perché non dirlo? E spesso e volentieri ci vado. Quest'anno purtroppo non ci potrò andare e mi dispiace perché verrà anche lanciato il sondaggio per il logo delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quindi mi dispiace ancora di più. Non lo so, io... Diccelo. Dai, Diccelo. Maneskin, Vincono? butto là un nome. Guarda, Ci provo. sono abbastanza d'accordo con te. Vediamo. Allora, abbiamo avuto il piacere di stare insieme a un amico, ci conosciamo da molti anni, e sembra sempre giovane, anche se l'età, anche per lui passa, Sì. i fiumi poi tendono a raggiungere la foce pur partendo dalle montagne. Lui è ancora in medio piave, quindi di strada ne ha ancora da fare, forse anche strada politica, istituzionale, che porti questa provincia nel posto giusto, nel posto che si merita. È una bravissima persona, è un amico, è un giovanotto simpatico, si chiama Roberto Padrin. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti.